che è l'abitante della casa. Oh, aspetta. Ecco. Ok? Perfetto. Tutti a posto? Rosy, venite più in qua. Dovete venire qua davanti. Tutti qua davanti. Tutti qua davanti. Per giocare qua davanti. Lei rimani. Chi rimane? Fate la casa? A posto ragazzi? Pronto? Allora, quando dirò case, le case devono uscire e trovare un'altra coppia. Mentre quando dirò... dovete trovare un'altra persona per fare un'altra casa. Mentre vi ricordo che lei è senza una casa o senza essere dentro la casa. Per cui quando dirò abitante, chi abita dentro la casa deve uscire e cercare un'altra casa. Tu puoi entrare in qualsiasi casa. Mentre quando dirò terremoto, dovete smontare tutto e fare sia casa che chi abita dentro. Ok? Avete capito? Come no? Allora, quando dirò case, le case devono smontarsi e cercare un'altra coppia. Potete trovare un altro abitante, un'altra persona per fare casa, qualsiasi cosa. Mentre quando dirò abitante, gli abitanti devono uscire dalla casa e cercare un'altra casa. Sì, mentre quando dirò terremoto dovete cercare ovunque, ok? Facciamo una prova. Vai. Dimmi. Allora, abitante. Bravi! Oh, c'è una casa ancora? Bravi, avete capito bene. Adesso inizia a giocare di davvero. Allora. No, vai. Deve essere lontani. Attenti, Abitante. Abitante? Casa. Casa? Casa. Oh, dovete fare casa qua, guarda. Terremoto. Casa. Sì, può. Terremoto. C'è bisogno di abitante qua, ragazzi. C'è abitante qua. Ci sono troppe case. Lì manca un abitante. Ma il terremoto si fa così? No, il terremoto è tutto. Si torna qualsiasi cosa. Casa. Oh, dovete fare case diverse. Oh, le case devono essere fatte case. Terremoto. Casa.
Grazie. Acabou o jogo? Ah, tá. Terremoto. Oh, chi è rimasto senza? Guarda, ci sono 2 persone, c'è qualcosa che non va. Solo una. Ai ai ai. Abitante. Ai ai ai. Oh. Bravi, siete stati veramente bravi in questo gioco. Però c'è un senso in tutto questo. Noi siamo, ognuno qua ha un luogo, ha un oggetto speciale per Dio, no? Non importa dove vai, cosa fai, Dio può usare ogni persona qua. Come casa dello Spirito Santo, di dove vai puoi applicare questo. Dove vai, sia a scuola, sia in università, o sia a casa, con i suoi genitori, con i suoi amici, no? Non importa se tu sei in casa, tu applicherai in questo. Se tu sei proprio la persona, sicuramente qualche casa avrà bisogno del tuo aiuto. E tu sarai lì pronto per aiutarli. Come in questo terremoto, tu puoi cambiare il luogo, puoi cambiare forma di fare il tuo messaggio. Io voglio usarti in qualsiasi posto che andiamo, sia come case o come abitanti della casa. Che Dio vi benedica e comunque continuate sempre qua. Oh, non andate via! Ok, però il fatto che sia finita la dinamica non vi dà il diritto di sedervi? Potete ritornare qua davanti, grazie. Tutti qua davanti, vi aspetto. Sono molto paziente, non è vero? Chi mi conosce per davvero lo sa. Ok, venite tutti qua davanti, ci siete? Amen, gloria a Dio. Abbiamo fatto il momento di scherzare, però adesso siamo in un momento più serio in cui facciamo il nostro culto, però continua ad essere un momento di comunione, un momento in cui adoreremo Dio, ci divertiremo, salteremo, balleremo e come dice la nostra pastora, se non fate bene la prima volta dovremo rifarla, quindi per favore fatela bene questa canzone, saltate, ballate, cantate, vogliamo sentirvi, amen? Amen? Dite, io salterò. Io ballerò, io canterò. Perfetto. Nella presenza degli uomini, nella presenza degli angeli, sempre io ti loderò, anche se sono in guerra, celebrerò la mia vittoria, io ti su tutta la terra un nuovo canto si sentirà, la tua allegria è la forza che mi dai, più di meraviglie, che meraviglie, vai!
fuoco cade, la chiesa canta, il nemico cade giù. Fuoco e gloria nella chiesa, 1000 gradi d'unzione, 1000 gradi d'unzione. Il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono. Il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo. Come fa? Alleluia. Nella presenza degli uomini, nella presenza degli angeli sempre ti loderò. Anche se sono in guerra, celebrerò la mia vittoria. Io ti su tutta la terra un nuovo canto si sentirà, la tua allegria è la forza che mi dai, più di meraviglie, che meraviglie. Così tutti, vai Lara. Io entro nella tua presenza, riceverò il tuo potere e quanto più voglio te. Il fuoco cade, la chiesa canta, il nemico cade giù. Fuoco e gloria nella chiesa, 1000 gradi di unzione, 1000 gradi di unzione. Il suono della festa salirà, si sentirà un nuovo suono. Il suono della festa salirà e la tua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono. Il suono della festa salirà, più forte, si sentirà, più forte, il suono della gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono. il suono della festa salirà e la sua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono. Alleluia. Il suono della festa salirà e la sua gloria si vedrà, si sentirà un nuovo suono. Come? Adesso noi canteremo una nuova canzone e voglio che voi li cantate tutti insieme con tutta la forza. È una canzone proprio che parla di fede, la fede che noi abbiamo in Dio, che Lui può fare tutto, la fede che abbiamo che Lui prende cura del nostro futuro, della nostra vittoria. Abbiamo la fede che Lui prende cura di noi. E chiedo a Fabio chi mi metta il ritornello, chi dice così: io ho fede per credere. E vi insegno e voglio che voi incantate insieme. Io ho fede per credere in ciò che verrà.
e ciò che farai. Io fede per credere. Io ho fiducia, Cristo ha vinto, il cielo ha aperto per Ancora? me. Io ho fede per credere in ciò che verrà, in ciò che farà. Io ho fede. Io ho fede per credere. Io ho fiducia. Io ho fiducia, Cristo ha vinto, il cielo ha aperto per me. Facciamo ancora. Io ho fede Per credere in ciò che verrà, in ciò che farà. Io ho fede Per credere, ho fiducia. Io ho fiducia, Cristo ha vinto, il cielo ha aperto per me. Quando dico che sono un perdente, Tu mi rispondi, tu mi rispondi che sono più che vincitore. Quando penso che non ho valore, tu mi ricordi, tu mi ricordi che sei morto per amore. Io ho fede per credere in ciò che verrà e ciò che farai. Io ho fede per credere. Io ho fiducia, Cristo ha vinto, il cielo ha aperto per me. Quando dico che non ho un perdente, mi rispondi, tu mi rispondi che sono più che vincitore. Quando penso che non ho valore, tu mi ricordi che sono morto per amore. Io ho fede per credere in ciò che verrà e ciò che farai. Io ho fede per credere. io ho fiducia, Io ho fiducia, Cristo ha vinto, il cielo ha aperto Io ho per me. Io ho fede per credere in ciò che verrà e ciò che farai. Io ho fede per credere. Io ho fiducia, Cristo ha vinto, il cielo ha aperto per me. Alleluia. Io ho fede per credere in ciò che verrà e ciò che farà. Chiara, io ho fede. Io ho fede per credere. Io ho fiducia. Io ho Fiducia. Cristo ha vinto, il cielo aperto per me. Io ho fede per credere in ciò che verrà, in ciò che farai. Io ho fede
in ciò che verrà e ciò che fai. Più alto. Io ho fede credere. Io ho fiducia, Cristo ha vinto, Il cielo aperto per me. io ho fiducia, Cristo ha vinto, Il cielo aperto per io ho me. io ho fiducia, Cristo ha vinto. Il cielo aperto per me. Alleluia. Adesso noi facciamo una canzone che si chiama Oltre l'impossibile. E è successa una cosa che mi ha reso molto felice. Perché a volte penso sia importante che raccontiamo queste cose, perché magari voi che siete lì guardate alle persone che sono qui sul pulpito come delle persone che non hanno difficoltà, non hanno limiti, non affrontano cose. Però prima che iniziasse questo culto, io ho detto a John che io avrei voluto tanto che lui introducesse questa canzone che abbiamo appena cantato, è una canzone nuova, e le ho chiesto di introdurla, di insegnarvela. E questa è una sua limitazione. Lui ha paura di fare questo, ha paura di parlare prima delle canzoni, è un suo limite, è una sua limitazione, un suo blocco. Però io sono molto orgogliosa di lui perché nonostante la paura, nonostante magari la vergogna di introdurre una canzone che magari per voi sembra semplice, ma quando prendete un microfono e dovete parlare con 10-20 persone avete un po' di vergogna magari. Però lui nonostante questo, nonostante la sua paura, lui ce l'ha fatta. E questo è per dirvi che noi possiamo fare tutto, noi possiamo andare oltre i nostri limiti, oltre l'impossibile. E voglio raccontarvi questa storia che per voi può sembrare banale, ma che sicuramente per lui è risultata come una vittoria personale dentro di sé. È perché è la forza di Dio in noi. Magari noi da soli non possiamo superare i nostri limiti, le nostre insicurezze, ma con Dio noi possiamo andare oltre l'impossibile. E prima di iniziare questa canzone, non ti chiederò di esporti, ma metti la mano nel tuo cuore, per favore, perché so che noi qua non siamo gli unici ad avere limitazioni. Sono sicura che molti di noi qua hanno dei blocchi, delle cose che vorremmo tanto fare, delle cose che Dio ci ha chiamato per fare. Magari tu sei una persona che Dio ha chiamato per stare qui su questo pulpito, con un microfono in mano a cantare, o magari con uno strumento a suonare, con il microfono a predicare a moltitudini e moltitudini. Magari sei una persona, un missionario che Dio vuole mandare nelle nazioni e tu non hai il coraggio di dire sì, perché hai un blocco. È una limitazione. Ma io voglio dirti che a partire da questa sera, se tu hai fede, tutto è possibile. Io ho fede per credere in ciò che verrà e in ciò che farai, in me e attraverso di me. Ed è proprio superando il tuo limite, che Dio ti userà per toccare la tua nazione, l'Italia, il Brasile, quello che è. È attraverso superando questo limite che tu farai la differenza lì dove ti trovi, nella tua scuola, nella tua classe, nel tuo gruppo di amici, nella tua famiglia, tra i tuoi parenti. Tu farai la differenza ovunque ti trovi quando tu imparerai a superare il tuo limite e dire sì, Dio, io accetto la mia chiamata. E la mia paura, la mia vergogna non sarà più un limite a ciò che tu vuoi fare attraverso di me. Amen. Signore, in nome di Gesù, io metto tutte le vite che ci sono qua in questo momento. Siamo tutti giovani, ma il nostro cuore vuole bruciare d'amore per te. Il nostro cuore è desideroso di dire sì, di rispondere un grande sì alla tua chiamata, alla chiamata che tu hai per le nostre vite. Siamo desiderosi di metterci a disponibilità del tuo regno, a servire la tua opera, a servire i nostri fratelli. Siamo desiderosi di uscire da questo posto, ad uscire di queste 4 mura e andare ovunque tu ci vuoi mandare, che sia in Italia, che sia in Brasile, che sia in America, in Africa. Noi diciamo sì alla chiamata che tu hai per noi. Noi diciamo sì al nostro talento, al dono che tu ci hai dato. E la nostra paura, la nostra vergogna non ci impedirà di fare quello per cui tu ci hai chiamato. Non ci impedirà di dichiarare alle nazioni il nostro amore per te. Non ci impedirà di dire che Gesù salva, che Gesù cura, che Gesù è quello che questo mondo ha bisogno.
In nome di Gesù, barriere stanno cadendo, prigioni si stanno rompendo, catene si stanno spezzando in questo momento. Vergogna, esci in nome di Gesù. Paura, esci in nome di Gesù. Tu non sarai più un limite per noi, perché noi dichiariamo che tu sei più grande, che il tuo nome è più alto. In nome di Gesù. Puoi dire amen? Io credo nel Dio dell'impossibile. Credo che puoi fare di più. Io credo che puoi fare ogni cosa. Io non vivrò per ciò che vedo. Posso andare oltre col tuo potere. In te cadono le mura, porte si aprono. Io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite. Io tutto posso. L'inferno trema al suono della tua voce. Non temo le onde della tempesta. La tua voce calma il mare, toglie la paura in me. Vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me. Non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare. Vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me. Si aprono, io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite, io tutto posso. L'inferno trema al suono della tua voce. Non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare, toglie la paura in me. Vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me. Non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare, toglie la paura in me. Vittorioso nella battaglia, non temerò il male perché sei sempre con me. Porte si aprono, io posso andare oltre l'impossibile. In te non c'è limite, io tutto posso.
l'inferno trema al suono della tua voce. Dono le mura, porte si aprono. Io posso andare oltre l'impossibile, in te non c'è limite, io tutto posso. L'inferno trema al suono della tua voce, non temo le onde della tempesta, la tua voce calma il mare, togliela. Glorioso, non temerò il male perché sei sempre con me. Sempre con me. Alleluia. Gloria a Dio. Sono sicura che questo pomeriggio sta cadendo tutta la vergogna, sta cadendo tutta la paura, perché noi possiamo andare oltre l'impossibile, oltre i nostri limiti. Amen. Facciamo un applauso. E grazie, mi avete sentito, vero? Vorrei leggere un versetto che si trova in Proverbi 3, 9 e 8. Che dice così: onora il Signore con i tuoi beni e con le primizie di ogni tua rendita. I tuoi granai saranno ricolmi d'abbondanza e i tuoi tini traboccheranno di mosto. Vorrei fare una preghiera e dopo faremo questo momento e sicuramente tutto ciò che raccoglieremo in queste offerte è per proporre dei eventi come questi e dei eventi che saranno ancora molto più grandi e che uniranno ancora di più. Quindi fate questa offerta con gioia, se volete ovviamente. Ok? Preghiamo. Padre, in questo momento voglio mettere nelle tue mani questo momento, voglio ringraziarti per tutto ciò che hai già fatto in questo pomeriggio e ringrazio anche per tutto ciò che farai. Ringrazio perché tu stai già agendo in nostro mezzo e chiedo che tu possa continuare. Tutto ciò che raccoglieremo oggi e in futuro che possa venire a fare il bene per la tua opera, che tu possa aiutarci a gestire ogni cosa affinché tutto ciò che faremo possa glorificare il tuo santo nome. E io chiedo che tu possa accompagnarci in tutto questo pomeriggio, in tutte le nostre giornate, che tu possa benedire ogni offerta e anche le persone che non offerteranno, ma che tu possa provvedere in ogni momento della loro vita. Io ti prego questo nel nome di Gesù. Amen. Così sono più vicino da voi. Amen? Potete sedersi. Voglio chiamare qua mio amico Fabio, nostro traduttore ufficiale oggi.
Fábio Ronchi, grande, número 1. Boa tarde, pessoal. Ciao a tutti. Buon pomeriggio. Tudo bem com vocês? Tutto bene con voi? É do primeiro momento que eu vi alguém falar aqui nesse púlpito hoje, Nel primo momento che vedo qualcuno parlare qua sul pulpito oggi, eu já senti que ele está em casa. ho già sentito che lui è a casa. Jesus está em casa. Gesù è a casa. O Espírito Santo está em casa. Lo Spirito Santo è a casa. Ele está aqui com a gente. È qua con noi. No momento que o diácono abriu a boca para falar alguma coisa ali, eu já vi que o Espírito Santo está em casa e tem grandes coisas para fazer na nossa vida hoje. Dal momento che ho visto Giacomo aprire la bocca per pregare, ho visto che lo Spirito Santo è qua e ha tante cose da fare oggi. Louvado seja Deus por isso. Lodato sia Dio per questo. E gostaria de compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus, E mi piacerebbe condividere con voi un testo della parola di Dio que está escrito em Gênesis 49:10. che è in Genesi 49:10. Se quiser colocar o teu celular aqui, eu acho ele meio qua. Ah, ce l'ho. Va bene, va bene. Comeram bastante? Avete mangiato tanto? Tem mais ali uns 500 quilos de comida para comer. Ci sono ancora 500 kg di cose da mangiare. Eu não vou comer tudo aquilo ali sozinho. Non mangerò tutto quello da solo. Cada um vai ter que pegar um pouco aí e ajudar a gente a comer tudo aquilo ali. Dovrete aiutarci a mangiare tutto quello. Amém? Até porque eu preciso manter minha forma atlética. Anche perché devo mantenere la mia forma. Com 18 anos, Físico. 19 anos, a gente tem que se cuidar. A 18 anni bisogna prendersi riu? cura di se stessi. Diz assim, gente, Gênesis 49:10. Dice così, Genesi 49:10. Eu vou ler um pedacinho ali, o comecinho do 9, a primeira frase do 9, do versículo 9. Io leggerò la prima frase del 9. Judá é um leão novo. Giuda è un giovane leone. Repete com ele. Judá é um leão novo. Ripeti con me. Giuda è un giovane leone. De novo. Judá é um leão novo. Di nuovo. Giuda è un giovane leone. Agora sim o versículo 10. O cajado não se apartará de Judá, Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, nem o bastão de comando de seus descendentes, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi, até que venha aquele finché venga colui a quem ele pertence. al quale esso appartiene, No caso, o dono do cajado. nel caso il dono del bastone, E a ele as nações obedecerão. e a cui ubbidiranno i popoli. Repete mais uma vez. Judá é o leão novo. Ripeti un'altra volta. Giuda è un giovane leone E o cajado nunca se apartará de suas mãos. lo scettro non sarà rimosso da Giuda, E nem o bastão. e né il bastone, Até que ele venha. finché lui venga. Amém. Amém. Guarde desse texto. Agora a gente só vai usar ele lá no finalzinho. Em nome de Jesus. A gente tem falado nos últimos 2 cultos que tivemos Abbiamo detto negli ultimi 2 culti che abbiamo avuto, sobre identidade. abbiamo parlato sull'identità. No primeiro, lá no dia 4/2, nós falamos sobre origem e destino. Nel primo, il giorno 4 di febbraio, abbiamo parlato su origine e destino. Que a minha verdadeira identidade E la mia vera identità é a soma, è a adição è la somma da minha origem, a minha origem, della mia origine com o meu destino. col mio destino. E no culto de março, no dia 3, nós falamos E nel culto di marzo, il giorno 3 marzo, abbiamo detto que identidade bem definida che un'identità definita nos ajuda a entender o tempo das coisas. ci aiuta a capire il tempo delle cose. E por que estamos onde estamos? E perché siamo dove siamo E o que nós devemos fazer aonde estamos? e cosa dobbiamo fare dove siamo.
Isso faz parte da nossa identidade. Questo fa parte della nostra Se identità. você não sabe isso, o básico, Se tu non conosci questo, la base, precisamos conhecer, porque é importante para nós. devi saperlo perché è importante per noi. E hoje então será o terceiro culto desta série. E oggi sarà il terzo culto Nós falaremos também sobre identidade. e parleremo anche sull'identità. E eu queria falar de um episódio da Bíblia importantíssimo e famoso. E vorrei parlare di un episodio importantissimo e molto famoso della Bibbia. Quem já ouviu falar de Judá e Tamar? E chi ha già sentito parlare di Giuda e Tamar? Está lá em Gênesis capítulo 38. O capítulo 38 inteiro só fala desse episódio dos dois. Si trova in Genesi 38. Il capitolo intero parla solo di Giuda e Tamar. Para recordar brevemente a história, Per ricordare brevemente la storia, Judá, um dos filhos de Jacó, Giuda, uno dei figli di Giacobbe, casou com uma mulher chamada Suá si è sposato con una donna chiamata Sua e teve 3 filhos com ela. e ha avuto 3 figli con lei. Arriscam aí a dizer qual foi o primeiro nome? O primeiro filho? O primeiro filho Il primo figlio se chamava si chiamava Er. O segundo filho se chamava il secondo figlio si chiamava Onã. Onan, E o terceiro filho se chamava il terzo figlio si chiamava Selá. Sela. Onã, e Selá. Onan, e Sela. Esses foram os 3 filhos de Judá com a sua esposa Tamar. Questi sono stati i figli di Escusa, com sua esposa Suá. Questi sono stati i figli di Giuda con la sua sposa Sua. E o que aconteceu? Um tempo depois, a mulher de Judá morreu. Cosa è successo? Dopo un breve tempo la moglie di Giuda è morta E ele, diz a Bíblia, e lui, dice la Bibbia, estava indo para cuidar das suas ovelhas. stava andando a prendersi cura delle proprie pecore E no meio do caminho encontrou uma prostituta, e nel mezzo del cammino ha incontrato una prostituta que na verdade era sua nora Tamar, que era a esposa do primeiro filho. che in verità era la sua nuora, Tamar, la sposa del suo primo figlio. Ela casou com o primeiro filho de Judá, Lei si era sposata col primo figlio di Giuda e a Bíblia diz que esse rapaz fazia coisas horríveis diante de Deus, e la Bibbia ci dice che davanti a Dio faceva cose terribili e Deus o matou. e Dio l'ha ucciso. Então, para cumprir a lei, a Tamar deveria casar com outro filho de Judá, o segundo. Quindi per compiere la legge Tamar avrebbe dovuto sposarsi col secondo figlio di Giuda. Só que esse segundo filho, diz a Bíblia, Solo che, come dice la Bibbia, questo secondo figlio, que era Onã, che era Onan, quando tinha relações com a menina, com a moça, quando aveva relazioni con la ragazza, ele deixava o sêmen cair na terra, lui faceva cadere per terra il seme, porque ele sabia que se engravidasse, aquele filho não seria dele. perché lui sapeva che se Tamar fosse rimasta incinta, quel figlio non sarebbe stato suo. Então isso foi abominável diante de Deus e Deus também o matou. E quindi questo è stato abominato davanti agli occhi di Dio, e quindi Dio l'ha ucciso. E Judá, preocupado, já perdeu 2 filhos, E Giuda, preoccupato perché aveva già perso 2 figli, não queria perder o outro, que pela lei deveria se casar com a Tamar, que era o Selá. non voleva perdere Sela, che secondo la legge avrebbe dovuto sposarsi con Tamar. Mandou a Tamar ir para a casa dos seus pais, Quindi ha mandato Tamar ad andare a casa dei suoi genitori, até que o seu filho Selá se tornasse um adulto, assim se casaria com ela. fino a che Sela diventasse adulto e potesse sposarsi con lei. E ela foi para a casa dos seus pais. E lei è andata a casa dei suoi genitori. O tempo passou. Il tempo è passato. Nesse tempo, a esposa de Judá morre. In questo tempo la sposa di Giuda muore. E a Bíblia diz então que ele está indo cuidar das suas ovelhas, E la Bibbia ci dice che in questo tempo sta andando a prendersi cura para se delle alegrar pecore, porque ele estava triste com a perda da esposa. per rallegrarsi perché era triste a causa della morte della sua sposa. Nesse tempo, a Tamar ficou sabendo que o seu sogro estava vindo para aquela região. In questo tempo Tamar Ficou sabendo que o seu sogro estava vindo. aveva saputo che il suo
suo suocero stava venendo nella sua regione. E o que ela fez? Ela se lembrou que tinha a promessa de casar com outro filho. E cosa ha fatto? Lei si è ricordata della promessa di sposarsi con l'altro figlio. Ela colocou uma roupa, um véu e foi ao encontro do seu sogro. Lei si è messa un velo e è andata a incontrare il suo suocero. E quando Judá estava vindo, viu aquela mulher e achou que era uma prostituta. E quando Giuda stava venendo, vide quella donna e pensò che fosse una prostituta. E Judá falou assim para ela: o que você quer para se deitar comigo, para ter relações comigo? E gli disse: cosa vuoi per avere relazioni con me? Ela pediu um cabrito de recompensa. Lei per ricompensa chiese un capretto. E Judá não tinha um cabrito porque ele ainda estava indo ao rebanho. E Giuda non aveva con sé un capretto perché stava ancora andando a E trovare ele le disse sue assim: ó, eu não tenho um cabrito, mas eu vou te dar depois. O que você quer como garantia? pecore. E gli disse: guarda, io adesso non ho ancora un capretto, ma cosa vuoi per garanzia? E a mulher disse o seguinte, a garantia, pediu o seguinte para ele. E gli chiese ciò. Disse Judá, Gênesis capítulo 38, versículo 18. Faço questão que vocês vejam o texto ali. Se tiver Genesi ali. 38, capitolo 18. Capítulo 38, versículo 18. Tem ali? Disse Judá: que garantia devo dar-lhe? Respondeu ela: o seu selo com o cordão e o cajado que você tem na mão. Ele os entregou e possuiu a Tamar. E depois disso Tamar engravidou. Ed egli: che pegno ti darò? L'altra rispose: il tuo sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano. Egli glieli diede, andò da lei ed ella rimase incinta di lui. Repete comigo. Selo com ele. Ripeti con me: sigillo, Cordão, cordone, cajado. bastone, Selo, sigillo, cordão e cajado. cordone e bastone. Por que essas coisas? Perché queste cose? Tem alguma coisa particular nisso tudo? E nós vamos ver agora. C'è qualcosa di particolare su questi oggetti e lo diremo adesso. O selo era uma espécie de anel Il sigillo era una specie di anello que os homens mais importantes daquela região possuíam. che gli uomini più importanti di quella regione avevano. Eles usavam para a sua própria identificação Loro li usavano per la loro propria identificazione e autorização. e autorizzazione. Não tinha cartório naquela época, notário. Non c'era un notaio a quell'epoca, Não tinha reconhecimento de firma, uma autenticidade de assinatura. non c'era un riconoscimento di firma. A autenticidade era este selo L'autenticità era questo sigillo que ele colocava ou no anel ou um cilindro pequenininho che lui metteva questo anello, ou um cilindro cilindro, e piccolino, passava em cima do barro ou de uma cera, alguma coisa para ficar a marca, ou carimbava com o anel assim. Scusa, sul fango, sì. Passava sul fango, su una cera, para ficar a marca dele. affinché rimanesse la sua marca. Era a sua il segno. era a sua assinatura. Era la sua firma, Era a marca dele ali, a identidade dele ali. era la sua identità. Era como se ele desse uma procuração quem possuísse aquele documento assinado. Era come se dessero una procurazione quelli che avessero quel documento firmato. Por exemplo, José, quando foi elevado ao posto de governador de todo o Egito pelo faraó, Per esempio Giuseppe, quando è stato allenato per diventare il governatore dell'Egitto al faraone, o que faraó fez? Entregou o anel dele para José. cosa ha fatto il faraone? Ha dato il suo anello a Giuseppe. Aquele anel estava dando toda a autoridade para José fazer o que ele quisesse ser ou fazer. Quell'anello stava dando a Giuseppe tutta l'autorità. Era o poder do rei no dedo de José. Era il potere del re nel dito di Giuseppe. Tem outro também, vários casos na Bíblia que nos mostram a importância desse selo. Ci sono vari altri casi nella Bibbia che ci mostrano l'importanza di questo sigillo. Vocês lembram quando Daniel foi colocado na cova dos leões? Vi ricordate quando Daniele è stato buttato nella fossa dei leoni? Quando aquela cova foi selada, Quando quella fossa è stata chiusa, foi fechada,
è stata chiusa. o rei foi lá e selou com o seu anel. E il re è andato lì e l'ha chiusa col suo anello. Então qualquer um que passava ali e tentasse abrir aquela porta para salvar Daniel, Perciò chiunque passava lì davanti a quella porta per salvare Daniele ia ver que quem fez aquilo ali foi o rei, e ninguém ia fazer uma coisa dessa. avrebbe visto che chi aveva fatto ciò era stato il re e nessuno poteva fare il contrario. Então o selo é uma identificação do ser, do proprietário. Quindi il sigillo è un'identificazione del proprietario. Tinha também o cordão, lembra? Selo, cordão e cajado. C'era anche il cordone. Cordão era uma corda que eles levavam no seu pescoço, ou um lenço. Era una corda che portavano sul loro collo. Isso também servia como identificação da pessoa. Anche questo serviva come identificazione della persona. Eles colocavam o cordão no pescoço e amarravam o seu selo, o seu anel. Ficava ali pendurado. Loro mettevano questo cordone sul loro collo e lo legavano al loro anello. Aquele cordão representava o vínculo familiar. Quel cordone rappresentava il vincolo familiare. As pessoas, quando viam alguém andando com o cordão e o selo, Le persone quando vedevano qualcuno camminare col cordone o col sigillo sabia qual era a origem daquela pessoa, quem era o seu pai, quem era a sua família. conoscevano l'origine di quella persona, sapevano chi era il loro padre, chi era il loro padre. Simboliza a base familiar, Simbolizzava la base familiare, o suporte, supporto, aquilo que conectava a identidade da pessoa. quello O che selo. collegava l'identità della persona. O selo. Exemplo, em Números 15:39. Vou ler rapidinho para vocês. Esempio in numeri 15:39. Quando deveriam ser feitas aquelas vestes do sacerdote, Quando sarebbero dovute essere fatte le vesti dei que se sacerdoti, chamava estola sacerdotal, si chiamava stola sacerdotale. Deus pediu para que Moisés colocasse um cordão azul naquela veste. Dio chiese a Mosè di mettere un cordone azzurro su quella veste. Ele disse assim, ó, quando virem essas bordas, esses cordões, ah lá. Eu leio e depois tu lê okay? Diz assim, quando virem essas bordas, essas borlas, vocês se lembrarão de todos os mandamentos do Senhor, para que lhes obedeçam e não se prostituam, nem sigam as inclinações dos seus corações e dos seus olhos. Questa nappa vi ornerà la veste, e quando la guarderete vi ricorderete di tutti i comandamenti del Signore per metterli in pratica. Non andrete vagando dietro ai desideri del vostro cuore e dei vostri occhi, che vi trascinano all'infedeltà. Ou sejam, obedeçam os mandamentos do Senhor, se relacione com o Senhor. Quindi obbedite ai comandamenti del Signore, sì, relazionatevi col Signore. Isso era o que significava o cordão. E tinha também o cajado. Questo è quello che significava il cordone, e c'era anche il bastone. Era uma vara comprida, reta, Era un bastone grosso, lungo, dritto, dritto. reto così, e na ponta tinha uma curva. Nella punta c'era una curvatura. Vocês já devem ter visto isso em algum filme, alguma imagem e tal. Probabilmente avete già visto questo in qualche film, in qualche immagine. Para que servia aquilo ali? Aquilo ali era um instrumento de um pastor. A cosa serviva quello? Quello era lo strumento di un pastore. Ele protegia as suas ovelhas com aquele cajado. Lui proteggeva le proprie pecore con quel bastone. Ele batia em algum animal que queria pegar uma de suas ovelhas. Lui picchiava gli animali che volevano attaccare le sue pecore. Era uma arma de ataque também. Era anche un'arma di attacco. Ele usava aquela parte que tinha curva, Lui usava quella parte della curvatura, às vezes para resgatar alguma ovelha que caiu em algum buraco. anche a volte per recuperare le pecore che erano cadute in qualche buco. Também era uma arma de defesa. Era anche un'arma di difesa. Servia para proteger e resgatar a ovelha. Serviva per proteggere e recuperare le pecore. O cajado é um símbolo de autoridade e liderança. Il bastone è il simbolo di autorità e della leadership. Quem não conhece a história de Moisés com o seu cajado? Chi non conosce la storia di Mosè col suo bastone?
Fez grandes feitos com aquilo ali. Ha fatto grandi cose con quel bastone. Fez brotar água da rocha quando Deus pediu para estender o cajado. Ha fatto uscire l'acqua dalla roccia quando Dio gli ha chiesto di estendere il proprio bastone. Lá no Egito, o seu cajado se transformou numa cobra que comeu as outras do faraó. Nell'Egitto ha trasformato il suo bastone in una cobra che ha mangiato quelle del faraone. Cajado significa autoridade, Il bastone significa autorità, liderança. leadership. Esses 3 elementos eram uma espécie de código fiscal da pessoa. Questi 3 elementi erano una specie di codice fiscale della persona. Era o CPF deles. Era il CPF, il codice fiscale. Era onde era concentrada toda a identidade da pessoa. Era dove era concentrata tutta l'identità della persona. E o que me espanta, o que me assusta, E quello che mi impaurisce é que Judá entregou isso a uma prostituta. è che Giuda ha dato questi oggetti a una prostituta. Entregou a sua identidade, Ha dato la sua identità, o seu relacionamento familiar il suo relazionamento familiare e a sua autoridade, e la sua autorità, o seu ministério. il suo ministero. Toda a sua vida estava ali na mão daquela mulher agora. Tutta la sua vita era nelle mani di quella donna. E a ação do diabo não mudou com o tempo. A ação do diabo, de Satanás, não mudou com o tempo. E l'azione del diavolo, l'azione di Satana non è cambiata col tempo. Ele sabe que a prostituição Lui sa che la prostituzione é a ferramenta mais eficaz è la ferramenta più efficace para destruir per distruggere os filhos de Deus. i figli di Dio. Porque o filho de Deus que não sabe que é filho de Deus Perché i figli di Dio che non sanno di essere figli di Dio é fantoche na mão dele. è un fantoccio nelle mani di Quem Satana. não sabe o que é em Deus Chi non sa chi lui è in Dio não tem poder, non ha potere, não tem autoridade, non ha autorità, porque não sabe quem é. perché lui non sa chi lui É è. aquela pessoa que não sabe o que está fazendo na terra. È quella persona che non sa cosa sta É facendo sulla aquela terra. pessoa que não tem autoridade, È quella persona che non ha autorità, que aceita qualquer tipo de conselho, che accetta qualsiasi tipo di consiglio, que vai com qualquer conselho que te satisfaz. che segue qualsiasi consiglio che ti soddisfa. A Bíblia diz que Judá queria ter com aquela prostituta ali porque estava carente. E la Bibbia dice che Giuda voleva avere un rapporto con questa prostituta perché era carente. Ele recém tinha perdido a sua família, Di poco tempo prima aveva perso la sua famiglia, perdeu a sua esposa, aveva perso la sua sposa, perdeu os seus filhos. aveva perso i suoi figli. Ei, não é no momento de fraqueza, Non è nel momento di debolezza, não é no momento de dor non è nel momento del que dolore você tem que deixar Satanás se destruir, roubar aquilo que você tem. che devi lasciare il diavolo, Satana, rubare quello che hai. Você tem aquilo que é mais precioso em toda a criação. Tu hai quello che è più prezioso in tutta la creazione. E sabe o que você tem? E sai cosa tu hai? Sabe o que você tem? Um selo. Tu sai che tu hai un sigillo, O selo do Espírito. il sigillo dello Spirito. Espiritualmente falando, Spiritualmente parlando, esse selo questo sigillo é o Espírito Santo, porque vocês foram selados pelo Espírito, diz as Escrituras. è lo Spirito Santo. Diz assim, em 2 Coríntios capítulo 1, 22, Dice così in seconda Corinzi capitolo 1 22 que Ele nos selou Vai tranquilo, vai tranquilo. 2 Coríntios 1, 22. Bravo. Nos selou como sua propriedade e pôs ou colocou o seu Espírito em nossos corações como garantia do que está por vir. Egli ci ha pure segnati con il proprio sigillo e ha messo la caparra dello Spirito nei nostri cuori. Satanás quer roubar o Espírito Santo de você. Satana vuole rubare lo Spirito Santo da E te ele vai usar uma arma poderosa
e lui userà un'arma potente, a prostituição. la prostituzione. Não significa ir para os atos finais, tá? A prostituição não quer dizer isso, só. Vuol dire essere usato da altri segnali, la prostituzione non vuol dire solo questo. Pode ser uma proposta aí na palma da sua mão, um vídeo, alguma coisa. Può essere una proposta nelle tue mani, un video, qualcosa. Um vídeo pode destruir o teu futuro, Un video può distruggere il tuo futuro, pode destruir o teu ministério, può distruggere il tuo ministero, pode destruir quem você é. può distruggere chi tu sei. Fique atento, essas coisas não são brincadeiras. Devi stare attento, queste cose non sono scherzetti. O Espírito Santo é a coisa mais importante que Deus colocou na nossa vida. Lo Spirito Santo è la cosa più importante che Dio ha messo nella nostra vita. Não existe mais nada importante. Non esiste nulla di più E importante. devemos zelar por isso. Dobbiamo essere felici per questo. E o cordão, espiritualmente falando, significa o relacionamento com a família de Deus. E il cordone, spiritualmente parlando, significa il relazionamento con la famiglia di Dio. Por quê? Porque uma pessoa que sai fora da família de Deus e vai para um canto, E perché la persona che esce dal relazionamento con la famiglia di Dio e va in un angolo, sai da igreja, sai do grupo, esce dalla chiesa, esce da un gruppo, é uma presa fácil, 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 fácil. è una preda facile. Não saia daqui. Non uscire da qua. Porque a vergonha da prostituição te afasta da igreja de Jesus. Perché la vergogna della prostituzione ti allontana dalla chiesa Não di Gesù. entregue isso. Non dare questo. Não entregue. Tenha para você. Non darlo. Tienilo per te. Tenha o seu selo, selo do Espírito Santo. Tieni il tuo sigillo dello Spirito Santo. O cajado, Il bastone. isso aqui é fantástico. Questo è fantastico. Simboliza qual é a profissão, Simbolizza qual é a profissão ou Qual é a- ministério qual è la professione o il ministero que está intimamente ligado com o cajado. che è legato al bastone. Pastor, bravo. Está Pastor. ligado com o cajado. Pastor. O pastor, o cajado é um instrumento do pastor, Il bastone è lo strumento del pastore, que é a autoridade, como já falamos. che è, come abbiamo già detto, l'autorità. E tu já viu pastor de cavalos? E hai già visto pastore di cavalli? Existe pastor de elefante? Esistono pastori di elefanti? Existe pastor de cachorro? Esistono pastori di cani? Só existe pastor de ovelha. Solo di pecore. Só pastor de ovelha. Solo pastori di pecore. E ovelha é Ovelha. um animal fantástico. E le pecore sono degli animali fantastici. Propositalmente foi por isso que Deus nos comparou e nos assimilou a ovelhas. Proprio per questo Dio ci ha comparato alle pecore. Por isso que Jesus é o Cordeiro de Deus. Per questo Dio è l'agnello di Dio. Porque ele foi mudo aos seus tosqueadores, Perché è stato em silêncio, muto ai suoi aos assassinos. accusatori. Não abriu a boca. Non ha aperto la bocca. A ovelha, quando você dá uma cajadada, E la pecora, quando gli dai una bastonata, o que ela faz? cosa fa? Bé, Beh, bé. Agora dá uma cajadada num cachorro para te ver. adesso dai una bastonata a un cane per vedere. Dá uma cajadada num bode. Dà una bastonata a Eu ouvi um cabrito, una capra. eu ouvi uma frase que marcou meu coração já tem mais de 15 anos isso. E ho sentito una frase che ha marcato il mio cuore da 15 anni fa ormai. Foi dito numa reunião, uma pregação para pastores. È stato detto in una riunione per pastori. O pregador disse assim: Il pregatore ha detto così: Ei, pastor, Pastore, quer conhecer quem é a ovelha e quem é bode no teu rebanho? vuoi conoscere chi è la pecora e chi è la capra nel tuo gruppo? Dá uma cajadada na cabeça. Dagli una bastonata in testa. Se ela chorar quietinha, ir pro cantinho, é ovelha. Se lei piange a bassa voce e va in un angolino, quella è una pecora. Agora, se tenta te dar um coice, um chute, Adesso se prova a calciarti, é um bode. è una capra. Cuidado com os bodes. Occhio alle capre. Os bodes não herdarão o reino de Deus. Le capre non entreranno nel regno di Dio. As ovelhas sim. Le pecore sì. E por que eu tô falando de cajado e pastor? E perché sto parlando di bastone e pastore? Porque Jesus é o bom pastor que dá a vida pelas ovelhas.
Perché Gesù è il buon pastore che dà la vita per le O pecore. cajado é uma vida de obediência ao Senhor Jesus. Il bastone è una vita di obbedienza al Signor Gesù. Simboliza uma vida sob o pastoreio dele. Simbolizza la vita sotto il pastore. Simboliza uma vida de consagração a ele. E simbolizza una vita di consacrazione a Lui. E bode não tem essa oportunidade. E le capre non hanno questa opportunità. E Judá entregou tudo isso, estava ali, E Giuda ha dato tutto questo. estava quase perdendo tudo Stava per perdere tutto por uma besteira de 5 minutos. per una stupidata di 5 minuti. Entregou quase tudo, ou melhor, entregou tudo. Ha dato via tutto. Mas sabe o que eu amo assim em Deus? Ma sai cosa amo in Dio? É que o plano maligno È che il piano maligno e o plano estúpido do homem e il piano stupido dell'uomo não pode parar o projeto de Deus. non possono fermare il progetto di Dio. Deus nunca perde. Dio non perde mai. Deus nem sequer empata. Dio non pareggia. Deus não se deixa ser zombado. Dio non si fa prendere in giro. Sabe por que Judá quase perdeu tudo? Sai perché Giuda ha quasi perso tutto? Sabe por que Satanás estava investindo isso? Sai perché Satana stava facendo tutto questo? Porque Jesus é descendente de Judá. Perché Gesù è discendente di Giuda. Porque ele sabia que Jesus viria de Judá, o leão novo. Perché sapeva che Gesù sarebbe venuto da Giuda. E quando tudo isso aconteceu, tem uma coisa na vida de Judá que nós precisamos, essa sim, copiar. Sono delle cose nella vita di Giuda che noi dobbiamo imitare. Capítulo 38 de Gênesis. Genesi capitolo 38. De todos os defeitos desse rapaz, Di tutti i difetti di questo ele di tinha uma ragazzo, coisa que a gente precisa ter também: aveva una cosa che noi dobbiamo anche avere. um coração arrependido, Un cuore che si pente. um coração justo, que reconhece que errou, Un cuore giusto che riconosce cosa è buono. um coração que sabe que está fazendo errado. Un cuore che sa quando sta facendo il Precisa sbagliato. resolver esse negócio, Dobbiamo risolvere questo. porque o seu selo, o seu cordão e o seu cajado Perché il tuo sigillo, il tuo cordone, il tuo bastone não pode se perder de você. Você tem que carregar isso aí. possono allontanarti da te. Tu devi portarli con te. Versículo 26, capítulo Gênesis 38, versículo 26. Genesi 38, versetto 26. Depois que essa história se desenvolve, Dopo che questa storia si risolve, Judá descobre que esta não era uma prostituta, mas a sua nora, Giuda scopre che quella non era una prostituta, ma sua nuora. e viu que o cajado, o selo e o anel estava com ela. E ha visto che il sigillo, il cordone e il bastone erano con lei. Ele disse assim: Ha detto così. Judá os reconheceu e disse: ela é mais justa do que eu, pois eu devia tê-la entregue ao meu filho Selá, e não voltou a ter relações com ela. Giuda li riconobbe e disse: è più giusta di me, perché non l'ho data a mio figlio Sela. Ed egli non ebbe più relazioni con lei. Ele se arrependeu. Lui si è pentito. E lá na frente, quando o pai dele já está quase morrendo, E là avanti, quando il suo padre sta morendo, ele chama todos os seus filhos, os 12, lui chiama tutti i suoi figli, i 12, e começa a abençoar um por um. e comincia a benedirli uno per uno. E quando chega em Judá, E quando arriva a Giuda, os outros filhos foram punidos, porque também fizeram coisas erradas. gli altri figli sono stati puniti perché anche loro avevano fatto cose Mas quando ele sbagliate. chega em Judá, Quando arriva a Giuda, impõe a mão sobre Judá, já no seu leito de morte, gli mette la mano sopra, sul suo letto di morte. ele diz assim no versículo 9 e versículo 10. Dice così, Escusa do capítulo 49. Capitolo 49. Ele diz assim: Judá é um leão novo. Você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo? O cetro, o cajado, não se apartará de Judá,
nem o bastão de comando dos seus descendentes, até que venha aquele a quem pertence, e a ele as nações obedecerão. 9. Giuda è un giovane leone, tu risali dalla preda, figlio mio, egli si china, s'accovaccia come un leone, come una leonessa, chi lo farà alzare? Lo scettro non sarà rimosso da Giuda, né sarà allontanato il bastone del comando dai suoi piedi, finché venga colui al quale esso appartiene e a cui ubbidiranno i popoli. Satanás não destruiu o plano de Deus. Satana non ha distrutto il piano di Jesus Dio. continua com o cetro na mão. Gesù ha ancora il cetro nella mano. Ele governa o mundo. Lui governa il mondo. Ele tem todo o poder. Lui ha tutto il potere. Satanás tentou destruir a vida de Judá, Satana ha provato a distruggere la vita di Giuda, tentando roubar a sua identidade. tentando di rubare la sua identità. Só que Jesus, depois do arrependimento de Judá, Solo che Gesù, dopo che Giuda si era pentito, transforma a vida dele. lo ha trasformato. Mas houve uma iniciativa. Ele reconheceu o erro. È stata un'iniziativa. Scusa. Ele teve a iniciativa e reconheceu o seu próprio erro. Lui ha avuto l'iniziativa di riconoscere il proprio O sbaglio. que mais a gente vê Quello no che- mundo evangélico Quello che più vediamo nel mondo evangelico são jovens que começam tão bem, sono giovani che cominciano così bene, cheios do poder de Deus, pieni del potere di Dio, pregando e pessoas se convertendo, pregando, persone che si convertono, pregando e pessoas sendo curadas, pregando, persone vengono curate, pessoas jovens cheios do poder de Deus mesmo. persone giovani piene del potere di Dio. Mas vai passando o tempo, eles vão deixando o selo ali, Ma col passare del tempo cominciano ad abbandonare il sigillo, eles vão tirando o cordão, entregando lá, tirano via il cordone e darlo via, vão pegando o cajado que Deus deu e vão jogando fora. buttano via il bastone che Dio gli ha dato. Mas sabe de uma coisa? Às vezes o mais importante não é o começo, Sapete una cosa? A volte il più importante non è l'inizio, é o fim. è la fine. Aconteceu com o rei Saul, começou bem e terminou humilhado. È successo già con re Saul, ha cominciato bene ed è finito umiliato. Davi começou sendo perseguido, jurado de morte e terminou como um rei, E Davide ha cominciato essendo perseguitato ed ha finito come re, segundo o coração de Deus. secondo il cuore di Dio. E nessa tarde, nesse dia, eu não posso deixar passar em branco aqui. E in questo pomeriggio, in questo giorno, io non posso lasciare in bianco questo. Eu quero fazer um apelo para você. Devo fare un appello a voi. Vou repetir. Metterò. Deus tem uma grande coisa para fazer nessa cidade, Dio ha una grande cosa da fare in questa città, para fazer nessa igreja. da fare in questa chiesa. Ele vai usar você, Ti userà, mas ele precisa saber quem você é. ma lui deve sapere chi tu sei. Ele precisa saber se você ainda tem o selo do Espírito no seu coração. Lui deve sapere se tu hai ancora il sigillo dello Spirito. Ele nel tuo quer ainda cuore. saber se você tem relacionamento com sua igreja, com sua família da fé. Lui vuole sapere se tu hai ancora relazionamento con la tua chiesa, con la tua famiglia della fede. E ele quer saber se você ainda está com a autoridade do Senhor Jesus nas mãos. Lui vuole sapere se hai ancora nelle mani e l'autorità del Signore Gesù. Aquele que fala para os demônios, sai e eles saem. Colui che dice ai demoni di uscire, loro escono. Aqueles que falam de Jesus e não ficam envergonhados. Quelli che parlano di Gesù e non si vergognano. Aqueles que são convidados para trabalhar na obra de Deus e dizem sim. Quelli che sono invitati a lavorare nell'opera di Dio dicono di sì. Aqueles que se sentem incomodados em ver um irmão doente na fé Quelli che si sentono male quando vedono un fratello messo male nella fede e vai lá ajudar ao invés de acusar. e lo aiutano invece di che accusarlo. Jesus quer usar você. Gesù vuole usare te. Jesus quer usar você. Gesù vuole usare te. E nessa tarde, In questo pomeriggio, o meu apelo, il mio appello, você olhe para dentro do seu coração. guarda all'interno del tuo cuore. Não vou chamar ninguém para vir aqui, não é isso. Non chiamerò nessuno per venire qua avanti, non è Mas questo. olha dentro do seu coração Ma guarda dentro al tuo cuore e você vai fazer a seguinte oração: e farai questa preghiera. Jesus, Gesù, eu quero o meu selo de volta. io voglio il mio sigillo di nuovo. Eu quero o cordão de volta. Io voglio il mio cordone. E eu quero o cajado também. Voglio anche il bastone. Talvez eu entreguei por um prato de lentilhas. Può essere che io lo abbia dato via per un piatto di lenticchie. Talvez eu troquei tudo isso que o Senhor me deu por um momento de prazer. Può essere che io abbia cambiato tutto questo per un momento di piacere. Ou eu fiz alguma outra coisa grave e eu acabei entregando aquilo que eu tinha de mais sagrado.
o ho fatto qualcosa di grave e ho finito dando via tutto quello che avevo. Continue orando assim: sonda o meu coração, Jesus. Continuo a pregare così: sonda il mio cuore, Gesù. Me perdoe. Perdonami. Me perdoe pelos meus erros. Perdonami per i miei sbagli. E se possível, Se è possibile, me dá de volta o meu selo, o meu cajado e o meu cordão. ridammi il mio sigillo, il mio cordone, il mio bastone. Restaura a minha identidade. Restaura la mia identità. Eu quero que as pessoas saibam quem eu sou em Cristo. Voglio che le persone sappiano chi io sono in Cristo. Eu quero ser conhecido, Jesus, Voglio essere conosciuto, Gesù, como uma pessoa que respeita o Senhor, come una persona che rispetta il Signore, uma pessoa que respeita a tua palavra, come una persona che rispetta la tua parola, uma pessoa que respeita a tua igreja. come una persona che rispetta la tua Chiesa. E o mais importante, Jesus, Più importante, Gesù, uma pessoa que respeita a tua presença. una persona che rispetta la tua presenza. Derrama a tua presença no meu coração, Jesus. Versa la tua presenza nel mio cuore, Gesù. Baixa a sua cabeça, Abbassa la tua testa, feche seus olhos, te concentre, pense em Deus. chiudi i tuoi occhi e concentrati. Pensa a Dio. Agora é você e Deus. Adesso siete solo tu e Dio. Não sou eu aqui que tenho que chamar a tua atenção. Sono io che vi chiamo l'attenzione. Não é ninguém aqui que deve chamar a tua atenção. Nessuno ti ruberà la tua attenzione. Olhe para o Senhor. Guarda al Signore. Olha para dentro do seu coração. Guarda dentro il tuo cuore. Aonde está o teu selo? Dov'è il tuo sigillo? Aonde está a tua identidade? Dov'è la tua identità? Aonde está aquilo que é mais sagrado para você? Dov'è quello che è più sacro a te? Sabe, eu não quero pôr culpa na sua vida. Io non voglio mettere colpe sulla tua vita. Porque eu sei que Jesus já te perdoou. Perché so che Gesù ti ha già perdonato. Não sou eu que vou te lembrar isso. Non sono io che ti ricorderò questo. Eu só quero dizer para você: Voglio solo dirti, não olhe mais para trás. non guardare più indietro. Olhe para aquilo que Deus está prestes a fazer na sua vida a partir de hoje. Guarda a quello che Dio vuole fare nella tua vita. Você e Deus. Tu e Dio. Quando o filho de Tamar nasceu, Quando è nato il figlio di Tamar, aquele que era filho também de Judá, quello che era anche figlio di Giuda, ela não sabia, mas tinha gêmeos dentro dela. lei non lo sapeva ma aveva dei gemelli dentro di lei. E a Bíblia diz que um começou a sair e botou a mãozinha para fora. E la Bibbia ci dice che quando stava uscendo ha messo la mano fuori. A parteira amarrou um laço vermelho no braço do bebê. La levatrice ha messo un laccetto rosso nel braccio del bambino E recolheu o braço para dentro da mãe. e ha raccolto il braccio dentro la mano. E o outro, E l'altro, que era o segundo, saiu primeiro. che era il secondo, è uscito prima. O nome desse cara, desse menino que nasceu, se chama Perez.
Il nome del bambino che è nato si chiama Perez. significa aquele que rompe barreiras, Significa quello che rompe barriere. porque Jesus viria dele. Porque Jesus viria dele, descendência dele. Perché Gesù sarebbe stato la sua discendenza. Sabe, às vezes a gente tá com duas gerações dentro da gente. Sai, a volte abbiamo due generazioni dentro di noi. Não sabemos o que fazer, mas precisamos tomar uma decisão. Non sappiamo cosa fare, ma dobbiamo prendere una A decisione. gente toma a decisão que acha que é certo, Noi prendiamo la decisione che pensiamo che sia quella giusta, mas depois vem a decisão certa ma dopo viene la decisione giusta e nós nos arrependemos porque não tomamos a decisão certa. e noi ci pentiamo perché non abbiamo preso la decisione giusta. Mas não te preocupe porque você não consegue destruir o plano de Deus. Ma non preoccuparti perché tu non distruggerai il piano di Dio. Satanás não consegue destruir o plano de Deus. Satana non riuscirà a distruggere il piano Deus di Dio. cumprirá na tua vida tudo aquilo que Ele um dia prometeu. Dio compierà nella tua vita tutto quello che Lui ha promesso. Se Ele te prometeu nações, Ele vai entregar na sua mão nações. Se Lui ti ha promesso nazioni, Lui ti darà nella mano nazioni. Se Ele prometeu para você que vai entregar toda a sua família na sua mão, Ele vai entregar toda a sua família na sua mão. Se Lui ti ha promesso che ti darà tutta la tua famiglia nelle tue mani, Lui ti darà tutta la tua famiglia nelle tue mani. Nós vimos ontem na pregação do pastor Telmo. Abbiamo visto ieri nella pregazione del pastor Telmo. É a mala sendo feita. È la valigia che viene fatta. Você vai usar isso para a glória de Deus. Tu userai questo per la gloria di Dio. Amém? Amen. Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Mettiamoci in piedi e facciamo una preghiera. Feche seus olhos mais uma vez. Chiudi i tuoi occhi ancora una volta. Tenha esse momento com Deus. E in questo momento con Dio. E vem cá, por favor. Amém, glória a Deus. Feche os seus olhos nesse momento. Eu senti de fazer uma oração ali no canto. Eu não sei o que te trouxe aqui nessa tarde. Eu não sei como está seu coração. Mas o Senhor quer te selar nessa tarde. O Senhor quer selar. O Senhor quer fazer. O Senhor quer deixar bem claro quem você é. Il Signore vuole sigillare il tuo cuore, vuole lasciare ben chiaro chi tu sei. Desculpa, Gabi. O Senhor quer deixar bem claro que você é filho de Deus. Il Signore vuole mettere in chiaro che tu sei figlio di Dio. E que a partir de hoje, depois desse selo, E che a partire da oggi, dopo questo sigillo, você vai blocar a voz do diabo na sua vida. tu bloccherai la voce del diavolo sulla tua vita, Que está dizendo que você não é che capaz. sta dicendo che non sei capace, Que está dizendo, colocando culpa sobre a sua che vida. sta mettendo colpa sulla tua vita, Colocando culpa sobre você. mettendo una colpa su di te. Não me importa o que você fez Non ontem. importa ciò che hai fatto ieri, Não me importa o que você fez semana non importa passada. ciò che hai fatto settimana scorsa. O que importa é que você vai começar a fazer a partir de hoje. Ciò che importa è ciò che farai a partire da oggi. Toda a culpa Tutta la colpa derrama hoje aos pés de Jesus. dai oggi ai piedi di Gesù. E nós blocamos em nome de E Jesus noi blocchiamo nel nome di Gesù toda a voz do diabo, tutta la voce del diavolo, dizendo que você não vai conseguir, dicendo che non ce la farai, dizendo que você não é filho de Deus, dicendo che non sei figlio di Dio, porque você é filho de Deus. perché tu sei figlio di Jesus Dio. morreu na cruz por Gesù você. è morto sulla croce per E te. isso não muda. E questo non cambia. O amor de Deus não muda. L'amore di Dio non cambia. Aquilo que Ele tem para você vai se cumprir aqui nessa nação. Ciò che Lui ha per te si compierà su questa E o nazione. diabo não tem poder sobre a sua vida. E il diavolo non ha potere sulla tua Declara vita. isso agora em nome de Jesus. Dichiara questo adesso in nome O di Gesù. diabo não tem poder sobre a minha Il vida. diavolo non ha potere sulla mia vita. Porque um dia Jesus morreu na cruz por mim. Perché un giorno Gesù è morto sulla E o croce per sangue me. foi vertido pela minha vida. E il sangue è stato versato per la mia vita. E nada E niente vai me separar mi separerà do amor de Deus. dall'amore di Dio. Eu quero esse selo, Senhor. Io voglio questo sigillo, Confirma nessa tarde Signore. Conferma questa que sera eu sou filha de che Deus. io sono figlia di Dio. Que o Senhor tem plano para mim. E tu hai un piano per me. Eu sei que eu sou na tua presença, So che Pai. sono nella tua presenza, O pecado não vai me afastar da Il tua peccato presença. non mi allontanerà dalla tua presenza. Aquilo que eu fiz ontem não vai me afastar da tua Ciò che ho fatto presença. ieri non mi allontanerà da te. Nada, Senhor. Niente, Signore. A Bíblia
Bíblia é clara. La Bibbia è chiara. Nada pode te afastar do amor de Deus. Niente può allontanarti dall'amore di Nada Dio. te afasta do amor de Deus. Niente ti allontana Nem dall'amore o di Dio. pecado te afasta do amor de Né il Deus. peccato ti allontana dall'amore di Ora Dio. nesse momento ao Senhor. Prega in questo momento al Ao Signore. teu Pai, Ele está aqui nessa Il tarde. tuo padre è qui questa sera. Ele te ama. Lui ti ama. Ele está dizendo, filha, eu te amo. Sta dicendo, figlio, io ti amo. Eu não me importo o que você Non mi fez. importa ciò che ha fatto. O teu passado, não tuo- me importo. Il tuo passato non mi importa. Porque eu tenho algo novo para fazer na tua vida. Perché ho qualcosa di nuovo da fare sulla tua Eu vita. quero te selar nessa tarde. Voglio sigillarti questa sera. Porque você é meu filho. Perché sei mio figlio. Você é minha filha. Sei minha filha. E eu tenho uma missão para cumprir na sua vida. È una missione da compiere sulla tua Só vita. abre o coração, ora nesse momento. Apri il cuore e prega questo momento. Porque o Senhor quer transformar a sua vida. Perché il Signore vuole trasformare la tua vita. Quer te aproximar daquilo que Ele tem para você. Vuole avvicinarti a quello che Lui ha per te. Não se esqueça nunca. Non dimenticarti mai. Você é filho de Deus. Sei figlio di Dio. E nada pode te afastar dessa E identidade. niente può allontanarti da questa identità. E já foi pago. È già stato pagato. Essa culpa não é sua. Questa colpa non è tua. Essa culpa Jesus levou na cruz. Questa colpa Gesù ha portato sulla Deixa croce. essa culpa aqui hoje. Lascia questa colpa qui Não oggi. sai daqui levando essa culpa. Non uscire da qui portando questa colpa. Jesus não quer essa culpa sobre a sua vida. Gesù non vuole questa colpa su di te. Quem joga essa culpa sobre você é o diabo. Chi mette la colpa su di te è il diavolo. Porque já foi consumado. Perché è già stato consumato. Jesus morreu e levou sobre ele toda a culpa. Gesù è morto e ha portato su di lui tutta la colpa. E nós temos sobre nós a graça de E Deus. abbiamo su di noi la grazia A di Dio. misericórdia. La misericordia. Sabe o que significa a graça de Deus? Sai cosa significa grazia di Dio? É favor imerecido. È un favore É immeritato. algo que nós não È merecemos. qualcosa che noi non meritiamo. Mas Jesus já pagou a conta. Ma Gesù ha già pagato il conto. Você não precisa pagar essa conta. Non devi pagare il conto. Jesus paga essa conta. Ele já pagou essa conta por você. Gesù ha pagato questo conto per Só te. abre o seu coração. Apri soltanto il tuo cuore. Porque Deus quer selar você nessa tarde. Perché Dio vuole sigillarti questo pomeriggio. Ele tem um plano para cumprir na sua vida. Ha un piano da compiere nella tua vita. Nada acontece por acaso. Niente succede per caso. Tudo acontece na vontade de Tutto Deus. succede per volontà di Dio. Às vezes você não entende. A volte non capisci. Mas Jesus, ele tem um Ma plano. Gesù ha un piano. E como um E pai, come padre ele sabe o que faz. sa ciò che fa. Às vezes não no momento que nós A gostaríamos. volte non nel momento che ci Não do piacerebbe. jeito que nós gostaríamos. Non nel modo in cui ci piacerebbe. Mas é um jeito que um pai trata e cuida do seu Ma il filho. modo in cui un padre si prende cura del figlio. Confia Abbi fiducia e entrega e consegna a tua vida ao Senhor. la tua vita al Signore. Se você está com sentimento de culpa, eu sinto isso no meu coração. Se hai un sentimento di colpa, io sento Tem questo nel mio pessoas com cuore. sentimento de culpa Ci sono aqui nessa persone che hanno un tarde. sentimento di colpa qui questa sera. Não é de Deus. Non è da Dio. Derrama aos pés do Senhor essa culpa. Versa ai piedi del Signore questa colpa. Não porta essa culpa no coração. Não carrega essa culpa no coração. Non portare questa colpa nel O cuore. Senhor quer que você saia daqui nessa tarde Il Signore vuole che tu esca da qui questo pomeriggio sem essa culpa. senza questa colpa. Porque Ele te ama. Perché Lui ti ama. E já foi pago o preço. È già stato pagato il Em prezzo. nome de Jesus. In nome di Gesù. Comece a derramar essa culpa aos pés do Senhor Comincia a essa versare tarde. questa colpa ai piedi del Ah, Signore. se tiver que pedir perdão, peça Se perdão. devi chiedere scusa, chiedi scusa. Derrama tudo aos pés do Senhor. Versa tutto ai piedi del Signore. Ele quer renovar a aliança. Vuole rinnovare alleanze. Ele quer deixar claro que Ele te ama. Vuole lasciare chiaro che Lui ti Que ama. você é filho. Che tu sei figlio. Aleluias. Comece a glorificar a Deus. Comincia a glorificare Dio. Fala com o teu pai que Ele está aqui nessa tarde. Parla con tuo padre che è qui Em questo nome de pomeriggio. Jesus. In nome di Gesù. Aleluias. Amém. Glória a Deus. Come potrei stare lontano da te? Sei tutto ciò di cui ho bisogno, come vorrei vederti adesso davanti a me. Porta i cieli in questa stanza. Questa stanza vivi dentro me, io voglio il fuoco nella vita mia, riempi
portami nella tua gloria, nella tua gloria. Io voglio di più della tua presenza, perché c'è di più. Il mio cuore grida, ho fame di te, fammi vedere la tua gloria. Io voglio di più della tua presenza, perché c'è di più. Il mio cuore grida, ho fame di te, fammi vedere la tua gloria. Come potrei stare lontano da te? Sei tutto ciò di cui ho bisogno. Come vorrei vederti adesso davanti a me. Porta i cieli in questa stanza, questa stanza. Vivi dentro me. Io voglio il fuoco nella vita mia. Riempimi di te. Io sono qui. Portami nella tua gloria, nella tua gloria. Io voglio di più della tua presenza, perché c'è di più. Il mio cuore grida, ho fame di te, fammi vedere la tua gloria. Che voglio di più della tua presenza, perché c'è di più. Il mio cuore grida, fame di te, fammi vedere la tua gloria. La tua gloria, la tua gloria. Riempi questo mondo, riempi questo mondo nella tua gloria. La tua gloria. Riempi questo mondo, riempi questo mondo nella
Dio, Lui è qui in questo luogo. Amen. Chi è stato benedetto oggi? Chi ha sentito la presenza di Dio oggi? Sì, Lui è qui, veramente Lui è qui. Amen. Stiamo per finire il nostro culto. Poi sedere un attimino. Volevo prima di tutto ringraziare tutti la nostra squadra dei giovani. Grazie mille, grazie John, grazie a tutti. Grazie anche i ragazzi della, come si chiama quella parte lì? Regia, bravi. Sono stati presi in sorpreso, con i versetti. Va bene, dai. Grazie mille al pastore, grazie mille pastore Enrico, pastore Andrea, Dio vi benedica, siamo così contenti in vedere tutti voi qua insieme a noi, siamo così più sicuri, che Dio vi benedica. Guarda, abbiamo tanti cibo là, avevo detto prima che non posso mangiare tutto da solo perché ho come si dice, fisico atletico, bello, troppo forte, mi fa male mangiare tutto quello di là. Quindi, prima, se girate tutti dietro, vedrete che c'è una croce bianca là, guarda là, dietro il pastore, prova a guardare là. La TAI che sta arrivando, tutti voi, dimmi se il mio italiano non va bene o se non riesci a capire, va bene? Va benissimo? Non ci credo. È vero? Va bene? Non ci credo. Mancanza di fede, va bene, dai. Prima di andare via, dovrebbe fare un segno della tua digitale su quella croce bianca là. C'è un colore là con la TAI. Quando arrivi lì, lei ti spiegherà tutto cosa deve fare. Però vogliamo che lasci la tua digitale là sulla croce bianca, nostro segno, va bene così? E dopo c'è ancora un po' di tempo da giocare, da mangiare, se vuoi rimanete qua. Ah, c'è una torta, giusto? Non avete ancora tagliato la torta? Mamma mia, abbiamo così cibo. Va bene, sto scherando alguma coisa? Cosa? A posto? Amen. Preghiamo per finire qua e dopo siamo liberi per giocare, mangiare e fare il segno della digitale. Amém. Pai, muito obrigado por esse momento especial em que o Senhor esteve conosco desde o comecinho aqui. Obrigado pela tua presença maravilhosa nesse lugar, pela tua cura. Obrigado porque o Senhor está sempre nos direcionando aos princípios da tua palavra, que é aquilo que rege as nossas vidas e que nos abençoa. Continue conosco nesse tempo de confraternização que teremos aqui. Abençoe as nossas vidas, te pedimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.